Buonasera, da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Francesco ucciso 2 volte, in una lettera allo sfogo degli amici del 20enne massacrato con calci e pugni a Balestrate. Per la scelta dei funerali in forma riservata. Oggi a Partinico è stato lutto cittadino. Usura ed estorsione alimentano gli interessi del malaffare. La Guardia di Finanza di Catania disegna il quadro di una mafia silente dopo l'operazione che ha decapitato il clan di Picanello legato al Santa Paola Ercolano. Si riduce il debito della regione, si sbloccano le assunzioni e diminuisce la compartecipazione alla spesa sanitaria. È positivo il bilancio del governatore Schifani sul suo primo anno di governo. Avviata la pulizia e la sanificazione nel deposito delle salme al cimitero di Catania, inclusi nel piano di ripristino del decoro anche interventi straordinari nell'obitorio di via Acquicella. Studenti universitari in sit-in a Catania per accendere una luce sul delicato tema dei disturbi alimentari. Striscioni e testimonianze sotto la prefettura etnea. In Sicilia 37.000 i nuovi casi negli ultimi 2 anni. Calcio, Picerno, squadra organizzata. Cristiano Lucarelli chiede ai suoi giocatori concentrazione dal primo minuto per la sfida contro la seconda forza del campionato. Ancora ben trovati, torniamo all'omicidio a Balestrate perché oggi si è tenuto il funerale in forma privata di Francesco Bacchi. Gli amici del giovane hanno scritto una lettera molto accorata, è stato impedito, si legge il nostro saluto, è come se appunto il giovane fosse morto 2 volte. Marco Gullà. Noi non siamo come loro, ma siamo stati trattati esattamente come loro, anzi peggio, data l'attuale situazione. Hanno affidato ad una lettera la loro rabbia agli amici di Francesco Bacchi, ucciso la notte tra sabato e domenica a Balestrate, nei pressi della discoteca Medusa. Funerali privati per evitare disordini e così tanti amici del giovane non hanno potuto assistere alle esequie. Ciccio è stato ucciso 2 volte, si legge, una volta da quell'essere immondo e la seconda volta dallo Stato, che ancora una volta ha voluto manifestare la sua forza approfittando della morte di un 19enne per scopi alquanto personali. Avete privato lui, si legge nella lettera, dell'essere salutato per come meritava, visto il ragazzo meraviglioso che era, e avete distrutto ancora di più la sua famiglia, noi amici e tutte le persone che lo amavano, non permettendoci di vivere il dolore in santa pace. L'autopsia eseguita ieri sul corpo di Bacchi ha certificato che devastanti sono risultati i traumi al collo e al torace, mentre i traumi in testa potrebbero anche essere frutto della caduta. I medici dell'Istituto di Medicina Legale hanno completato ieri l'esame autoptico, ma bisognerà attendere anche gli esami istologici per stabilire l'esatta causa del decesso, che sarebbe stato provocato, come emerge dal video, da 2 calci sferrati da Andrea Cangemi, il giovane di 20 anni, arrestato e indagato per omicidio preterintenzionale. Sono stati ripartiti sul territorio nazionale 6.800 militari complessivamente destinati nel 2024 a concorrere con le forze di polizia alla tutela della sicurezza nelle città. Però non vi è traccia dei 130 destinati alla Sicilia nelle zone della Mala Movida a Palermo, che in queste settimane sta vivendo momenti difficili per i gravi fatti di cronaca registrati. Un plauso per l'iniziativa del ministro Piantedosi è comunque giunta dal vice premier Salvini. 130 militari in più per rafforzare il controllo del territorio in Sicilia grazie all'operazione Strade Sicure, si legge nella sua dichiarazione, un altro segnale a favore dei cittadini. E andiamo alla prossima. I giudici della seconda sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno condannato all'ergastolo Salvatore Fernandez, reo confesso dell'omicidio di Giuseppe Incontrera, avvenuto alla Zisa a Palermo nel giugno del 2022. Accolta dalla Corte la tesi della Procura, che ha ribadito l'omicidio Incontrera è stato un delitto premeditato. Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri, Fernandez pedinò Incontrera, attese che scendesse da casa e gli sparò in via Principessa Costanza, una vendetta perché Incontrera, noto secondo l'accusa per i suoi metodi violenti, aveva maltrattato uno dei figli dell'imputato dopo il furto non autorizzato di un motorino. L'avvocato di Fernandez ha preannunciato la presentazione del ricorso in appello.
A Catania una mafia silente lavora sotto traccia, senza gesti eclatanti. Ieri l'operazione Oleandro ha decapitato il clan di Picanello legato ai Santa Paola Ercolano e oggi abbiamo sentito la Guardia di Finanza che dice usura ed estorsione alimentano gli interessi del malaffare. Tonino De Mana. Decapitato il gruppo di Picanello con 15 arresti ed altri 11 indagati, le attività criminali a Catania del clan Santa Paola Ercolano ruotano attorno al business delle estorsioni e dell'usura, sempre più attività redditizia del malaffare. La conferma arriva dal comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria Diego Serra, che ha firmato l'operazione Oleandro. Abbiamo riscontrato diversi casi di usura dove con un sistema abbastanza collaudato venivano imposti dei tassi usurari tra il 140 e fino al 350%. Si tratta di prestiti di piccoli tagli, un range compreso tra le 500 e le 2.500 euro che venivano restituiti in rate settimanali o mensili. Estorsioni ed usura si confermano tra le attività redditizie da parte delle cosche. Diventano anche una forma di reinvestimento dei proventi illeciti derivanti dalle altre attività delittuose. In questo caso chiaramente si trasformano in un'ulteriore fonte di guadagno. L'economia catanese è compromessa da queste attività illecite? Ci sono delle situazioni dove cittadini piuttosto che imprenditori in difficoltà potrebbero in alcuni casi fare ricorso chiaramente a prestiti fuori da canali ufficiali e questo diventa un pericolo per loro stessi ma anche poi per l'economia legale. L'operazione Oleandro dimostra che c'era una cellula ben radicata a Picanello, ma anche altre zone della città sono vittime, schiave di questa attività malavitosa. Uno degli obiettivi fondamentali di un clan o di un'organizzazione mafiosa è quella del controllo del territorio, pertanto c'è una spartizione del territorio tra i vari clan che insistono nella provincia di Catania. Il clan Santa Paola Ercolano è radicato non solo in città, ma le attività illecite si espandono anche in provincia. Le attività si espandono in ogni territorio in cui si possa fare del business, quindi non solo nella città metropolitana di Catania, ma anche nei comuni limitrofi. Avrebbe promesso di archiviare le multe in cambio di pesce. I militari della Capitaneria di Porto di Trapani hanno arrestato un loro collega indagato per corruzione e falso ideologico. Il militare della Guardia Costiera, su ordine del GIP, è agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Per un imprenditore invece è stato disposto l'obbligo di dimora. Nell'inchiesta risultano altre 6 persone indagate. Si riduce il debito della Regione, si sbloccano le assunzioni, diminuisce la compartecipazione alla spesa sanitaria. Decisamente positivo il bilancio del governatore Renato Schifani a un anno dal suo insediamento. Sentiamo. La Sicilia si avvia verso una stagione di azzeramento del disavanzo grazie alle maggiori entrate tributarie e al nuovo accordo con lo Stato che permette anche di diminuire il contributo della Regione alla spesa sanitaria. È soddisfatto il Presidente Renato Schifani nel presentare il rendiconto di un anno o poco più di attività di governo della Regione. Nel 2023 le entrate tributarie della Regione Sicilia sono aumentate di ben 1 miliardo 300 milioni, somma che destineremo a ridurre il disavanzo ereditato dal passato. Ma è evidente che questo trend è positivo, dà il segno di una ripresa economica. Se nel 2024 ciò dovesse ripetersi, destineremo queste ulteriori somme per l'abbattimento delle liste d'attesa, interventi sul sociale, ma anche manovre espansive che guarderà a creazione posti di lavoro guardando al mondo delle imprese. Ma Schifani risponde anche alle tante polemiche degli ultimi giorni, anche quando non riguardano direttamente l'attività del proprio governo, a partire dalla sanatoria edilizia approvata in commissione Arse. Quello che affronta un emendamento inserito nel testo non è un condono aperto e scriteriato, ma tende a rimediare a una confusione legislativa che ha determinato un limbo per gli immobili costruiti a 150 metri dalle coste fra il 76 e l'85, dice il Presidente. Non si tratta di un condono delle coste, ma molto più di un'operazione chirurgica, dice ancora Schifani, precisando comunque che l'argomento non riguarda il governo ma più il Parlamento. Tornando sulla questione proprio dell'esecutivo, invece sottolinea come l'accordo con lo Stato sblocca il percorso per le assunzioni e nel 2024 la Sicilia si doterà di nuovo personale. Nel complesso saranno 1252 i nuovi assunti nei prossimi 3 anni, i primi 655 posti saranno assegnati quest'anno, 262 nel 2025 e 335 nel 2026. Un lavoro che è iniziato ma che deve proseguire nei restanti 3 anni e mezzo di governo dunque. Infine, grazie alle ulteriori
ulteriori risorse disponibili, il governo si prepara ad ampliare la platea degli aeroporti verso i quali applicare lo sconto del 25% ai residenti in Sicilia e un ulteriore 25% in particolare a studenti e fasce deboli. Già in vigore per gli scali di Roma e Milano, la Regione sta facendo i conti e in primavera annuncerà a quali altre destinazioni del nord Italia sarà esteso lo sconto per abbattere il costo dei biglietti aerei. Dopo anni di incuria, siamo a Catania, scatta l'operazione per restituire decoro al cimitero della città. Previsti interventi straordinari nell'obitorio di via Acquicella, già avviata la pulizia e la sanificazione nel deposito delle salme, il servizio. L'immagine simbolo è stata da noi documentata poco prima della scorsa ricorrenza dei defunti, con un grosso pneumatico lasciato tra le tombe. Poi la corsa contro il tempo per rendere accogliente il cimitero di Catania in vista dell'1 e il 2 novembre, dove per la verità è stato restituito alla collettività un camposanto più decoroso rispetto al passato. Ora, il cambio di passo dell'amministrazione Trantino, che fin dal suo insediamento lavora per recuperare anni di abbandono e di approssimazione. Stiamo provando a risolvere quelle che sono le numerose difficoltà, lacune del cimitero monumentale di Catania. Lo abbiamo fatto prevedendo quella che è un'attività di pulizia straordinaria, di sanificazione specializzata ogni 15 giorni dei locali di deposito e degli uffici comunali. A breve partiremo a febbraio con la ristrutturazione dei bagni e quindi l'attività verrà estesa anche su questi. È un intervento importante di ristrutturazione, è stato previsto sia per l'obitorio centrale con 300.000 euro di risorse che verranno utilizzate da fine febbraio e un intervento sugli uffici, sui depositi del cimitero invece di San Giovanni Calermo. Le operazioni verranno effettuate ogni 15 giorni da una ditta in stretto contatto con la direzione servizi cimiteriali del comune, che provvederà a segnalare eventuali specifiche richieste di intervento. I lavori principali riguardano l'obitorio di via Acquicella, mentre a metà febbraio partirà la ristrutturazione totale dei servizi igienici. La Polizia di Catania ha eseguito un provvedimento emesso dal questore Giuseppe Bellassai, che ha disposto la sospensione temporanea dell'attività di un chiosco bar nel quartiere Nesima, imponendo per 7 giorni la chiusura del locale. Durante più controlli dell'esercizio sono stati identificati diversi clienti con precedenti giudiziarie di polizia, anche per reati di particolare gravità e allarme sociale. A Messina sono cominciati i lavori alla condotta Fiumefreddo e così l'80% della città resta a secco per 2 giorni. Francesco Triolo. Per almeno 48 ore l'80% delle abitazioni di Messina resterà senza acqua. È stato interrotto questa mattina alle 4 il flusso idrico che dall'acquedotto di Fiumefreddo alimenta la città, così da poter dare il via ai lavori alla condotta che dureranno sino all'alba di domani. Ma per il ripristino dell'erogazione completa occorrerà attendere almeno sino a domenica sera per le zone della città tra il centro e la Riviera Nord, perché l'acqua verrà reimmessa nella condotta pian piano in pressione fino a quando, dopo le verifiche sul perfetto funzionamento, arriverà ai grandi serbatoi di Amam. Questi a loro volta potranno far ripartire la distribuzione alla città solo quando si saranno nuovamente riempiti. Questi lavori sono fondamentali perché stiamo intervenendo su una condotta realizzata negli anni '80 in cui non si è mai intervenuto e quindi sono lavorazioni che occorre fare e bisogna farle assolutamente con il distacco dell'acqua, quindi purtroppo creiamo un disagio, ma è sicuramente per avere un miglioramento nel futuro. La ditta ci sta confermando che siamo nei tempi, quindi entro le 24 ore finiranno l'intervento e quindi inizieremo poi con l'erogazione sabato pomeriggio per poi proseguire domenica e arrivare domenica sera ad avere una regolare distribuzione. Sono oltre un centinaio i tecnici impegnati sui fronti ai lavori all'altezza di Fiumefreddo, del torrente Savoca e di Fiume di Nisi, 10 gli interventi programmati, più altre 7 operazioni minori su impianti e reti e quello più complesso del serbatoio Montesanto, dove dovranno essere sostituiti 15 metri di tubazione, predisposto un piano straordinario di supporto ai cittadini con autobotti mobili e di punti fissi di rifornimento. A soffrire di disturbi alimentari sono sempre più adolescenti. Pensate, in Sicilia sono segnalati 37.000 nuovi casi solo negli ultimi 2 anni, con famiglie costrette a viaggi della speranza per mancanza di strutture, di assistenza. Oggi pomeriggio sono stati gli studenti universitari a Catania a manifestare in sit-in il disagio di questo tempo. Il servizio è di Giusy Lazzara.
Anoressia, bulimia, binge eating, disturbi alimentari che travolgono sempre più giovani. Secondo i dati del Ministero della Salute, ad ammalarsi sono i ragazzi sotto i 14 anni. Negli ultimi 2 anni l'aumento è stato del 30%, in Sicilia 37.000 i nuovi casi. E oggi pomeriggio anche a Catania, come in altre piazze italiane, i presidi per accendere l'attenzione sul fenomeno, con le testimonianze di chi sta soffrendo di questi disturbi. Avevo 17 anni, questo perché solitamente l'età d'esordio si attesta durante l'adolescenza, ma sappiamo che da dopo la pandemia il numero di malati di questi disturbi si è abbassato rovinosamente, andando a colpire bambini. E non solo l'età si è abbassata, ma sono tantissimi adesso i maschi, i ragazzi che si ammalano di queste patologie. La Regione resta comunque ultima per offerta assistenziale. 7 i centri dedicati, 3 i day hospital e nessuna struttura di accoglienza. E così le famiglie sono costrette ai viaggi della speranza in altre regioni. I costi sono assolutamente improponibili per una famiglia, perché noi parliamo di cure che circa sono di 6 mesi, anche un anno, quindi voi immaginate le spese che dovrebbe sostenere una famiglia per mantenere qualcuno ricoverato in strutture che hanno un costo medio di circa 300 euro al giorno, e in genere quando si va fuori si va con un'autorizzazione regionale, la regione quindi copre i costi del ricovero e, come si capisce, sono costi passivi incredibili. L'azzeramento del Fondo Nazionale per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione del governo nei giorni scorsi aveva fatto insorgere pazienti e associazioni. Così il ministro Schillaci è intervenuto e ha stanziato 10 milioni nel decreto milleproroghe. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, erano stati rinviati in 12 tra funzionari regionali, responsabili di RFI, ANAS e sindaco per la morte di Giovanni Mazzara, avvenuta il 22 gennaio del 2017 a seguito della esondazione del torrente Morello nel territorio di Castronovo di Sicilia in provincia di Palermo. Oggi il giudice del Tribunale di Termini Imerese, Rina Cirincione, ha assolto tutti gli imputati per non avere commesso il fatto. Adesso all'arte, al surrealismo di Miró, un'esplosione di colori in mostra a Palazzo della Cultura di Catania da domani e fino a luglio. La mostra è curata da uno dei maggiori critici d'arte italiani, ovvero Achille Bonito Oliva, che ci racconta l'importanza di un artista complesso come Miró. Eva Spampinato. Un artista in continua sperimentazione tecnica e stilistica, Joan Miró, icona del Novecento e non solo dell'avanguardia surrealista. A spiegare qualcosa in più sull'artista catalano, dalla vita tormentata e dalle opere tuttora attualissime, è uno dei più noti e apprezzati critici d'arte italiani, Achille Bonito Oliva, curatore della mostra Miró, la gioia del colore al Palazzo della Cultura di Catania. L'importanza sta nella complessità di un artista che non è né astratto né figurativo, è complesso e oscilla in una doppia dimensione, quindi che libera l'immagine da ogni fissità e la consegna alla probabilità contemplativa di chi la guarda. Circa un centinaio di opere che coprono un arco temporale di 60 anni, dal 1924 al 1981. Dipinti, tempere, acquarelli, disegni, sculture e ceramiche, oltre ad una serie di opere grafiche, libri, documenti provenienti da collezioni private italiane e gallerie francesi. Questo è interessante in Miró, che non c'è una classifica, ma c'è una possibilità aperta di liberare l'immagine su qualsiasi superficie si tratti, tela, muro, colore, bianco e nero. Quindi io dico sempre che Miró è indeciso a tutto. Miró ha sin da subito espresso il suo biasimo nei confronti della pittura convenzionale. La sua forte identità del segno diventa anche un veicolo di comunicazione. E certamente, è chiaro che lui coinvolge proprio, quindi comunica. Sarà possibile visitare la mostra da domani fino al 7 luglio. Ci fermiamo ancora, in chiusura il calcio.
In chiusura del telegiornale Il Calcio, entrare subito nella mentalità di una partita difficile, complicata, lo chiede Cristiano Lucarelli alla sua squadra in vista della trasferta del Catania domani a Picerno. Sentiamo Francesco Triolo. Dopo una settimana intensa, per un paio di giorni, il Catania mette da parte il calciomercato. C'è da pensare al campionato che domani presenta una gara ad alto grado di difficoltà per i rossaazzurri, perché nascosto dietro il nome non altisonante, il Picerno è una delle rivelazioni di questo torneo, una squadra in grado di viaggiare nelle zone alte della classifica dall'inizio della stagione, che ha dimostrato sul campo di meritare il secondo posto del girone. Una squadra forte con dei giocatori importanti, un allenatore bravo che riesce a farli giocare bene, che sta facendo un grande lavoro, e una società strutturata alle spalle che ama programmare e non improvvisare, quindi questo è sicuramente un dettaglio che in Serie C fa la differenza. Sarà una partita difficile perché giustamente, come hai detto te, giocano a ritmi, giocano sempre a ritmi importanti, lo fanno ancora di più quando giocano in casa. Noi dobbiamo essere bravi a entrare subito nel contesto di quel campo, di quella struttura. Poche indicazioni sulla formazione, anche considerare Di Carmine e Costantino punti fermi. Per Lucarelli è riduttivo perché ha detto devono esserlo tutti. Il 4-2-3-1 o la difesa a 3 sono i moduli che il tecnico sta provando. Per la gara di domani non avrà Bois, che non ha recuperato, e Rapisarda ha svolto solo ieri il primo allenamento, quindi è da valutare. Il calcio d'inizio di Picerno Catania alle 16:15, ma su Telecolor dalle 15:45 partiranno 3 ore live con diretta stadio, collegamenti dallo stadio Curcio, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. E dopo il nostro telegiornale, in prima serata in onda preview, la trasmissione di anticipazioni sul prossimo weekend calcistico. Ospiti il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda e l'ex rossazzurro Giovanni Marchese. Mercato in primo piano, ma anche tutti i temi del match con il Picerno di domani. Preview dunque in onda con la conduzione, come sempre, del collega Marco Carli. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione e buona serata.